Con la Ci provincia. colleghiamo con Casa Zuanazzi. Buon pomeriggio. Salve a tutti, Fabrizio. salve da caso, com'è là? Ciao. Ho sentito che gioca al Bertazzi, speriamo di vincere ancora perché alla volta scorsa alla Mesbruzzi ancora. Scusa un attimo che ho un po' di congiuntivite. Anche tu sei originario, anzi abiti A in Gazzo. una località caratteristica, A vero? Gazzo, tra Gazzo e Correzo. Abito proprio come che quando verso la finestra, proprio che il cartello con scritto Gazzo 50. È bello, è verso dici Gazzo, eccolo qua. Lei proprio... E alla mattina quando ti alzi cosa dici? Oh, Gazzo? Sono a Gazzo, nel senso, sono in cerca di lavoro perché sono a Zonzo, prima facevo spazzini, invece sono a Zonzo. Se qualcuno che ha anche fama gazziniere, qualcosa, pizzaiolo, non so. sì. Grazie Fabrizio. Prego. Grazie a voi, grazie. Ascolta, a Sandrino... scusa, solo una domanda, ma guarda, lei si sempre di umare, spiazzare. Sì, tu, a Sandrino viene naturale la domanda, ma tu oggi a pranzo cosa hai mangiato? Esatto. A pranzo? A pranzo, allora, devo dirti, a pranzo ma ha delle cozze in guazzetto. Che a Gazzo vanno, le cozze vanno come il pane a Gazzo. Le cozze, ti te insomma, la versi evoluzione. la porta e che le cozze che ti viene la cuoca come i cagniti. Ora che a Gazzo non abbiamo mica le gattare che dà la ciotola ai gatti, abbiamo le cozzare che dà da me alle cozze. Cosa succede Zuanazzi? A lei mio fratello gemello Tiziano, vai su! Vai su! Ma insomma, Tiziano, anche questo vai sorriso su! è eloquente. Guardate qua! Vorrei andare un attimo a Gazzo, insomma, perché non abbiamo dimenticato il nostro Fabrizio. Va via! Va via! Guardalo. Cosa succede? Ma Ma cosa... io devo andare dall'alba di qua, che devo dall'alba di qua! Ma guardalo! Allora! Fabrizio, cosa c'è? C'è qualcuno che Allora, dice... Tiziano, mezzemelo, infastidisce un a po'. te dici, quando che eri in scuola, mi faceva fare quelle figure quando che c'era a casa con 35, 36 e mezzo di fera, che quando mi veniva la fera a Soncopanca con 35 era, andavo a scuola a posto mio e mi faceva fare quelle figure perché era un po' inseminio. Guardalo, allora, mi passa di Dio, ecco. Andiamo a Gazzo. Fabrizio. Dimmi, Cosa c'è? Io so che ci hai preparato qualche slide, no? Ma sì, praticamente, allora, siccome a me mi piace andare a Zonzo, no? Mi piace girare, andare a Zonzo, eccetera, allora ho visto che in giro adesso eccolo qua, le traduzioni, vito? I come from nothing, vuol dire vengo da Ascenza, adesso il lago Ascenza era, angry, very angry in Gazzà. Questo qua È il tuo paese quello lì? sì, il paese, qua da Questo Giazza, cos'è? qua da Giazza, e tu, con Giazza, dopo che a sostare, perché vuoi sempre in giro, not fashion woman da Grezzana. Perché adesso diventerà obbligatorio a scrivere in inglese, tu capisci? A questi qua, se te lo vuoi per la tua macchina, te li puoi cattare anche dal bifido, sul suo sito, conoscito. Cos'è lo? www.sitobifido.it, ve lì te catti tutti. E te catti questa maetta qua che mi ha detto, che maetta che è, ecco, le zila. Ecco. C'è la che? Che la che ta. Vediamo qua, un altro paio di paesi, un altro paio di... A Shigè volentieri a Isola Rizza, Carly Island, Isola Rizza. In inglese si dice così, Crazy Paradise, Marzana. Marzana. I come from Cutting Dog, Mozzicane. Dopo vediamo I come from Facciamogli Little un Palace, applauso. Palasino. Avete capito? A te li catti al Bifido Corner Shop. A me piaceva... Gli piacerà sicuramente, ho visto un gol di un giocatore prima, Zazza. Zazza, guarda. È il tuo preferito? Agalo sull'album delle figurine, Zazza. Veramente. È il suo preferito. Volevo fare un ringraziamento al mezzemelo Tiziano, che per fortuna l'hai dato io, non lo vedo più perché se non sta incazzata, se state te arrabbiata perché tu hai detto su, non sta arrabbiata. Ecco. Spero che sia l'anella, ardalo. Spero che sia all'anella perché ma via, eccolo, basta. Ma andate d'accordo, andate d'accordo. Insomma, È il tuo gemello, ma è impressionante.
effettivamente la È somiglianza. uguale. Ascemo due gocce d'acqua era minerale. Quello. Mi fai scherzi. Secondo me lui è un po' meno serio di te perché ti fa questi scherzi. Esatto, l'è un po' schizzato. L'è un po' schizzato. Va bene, grazie Beppe Bifido.